Buongiorno a tutti, seconda giornata di lavoro sulle pareti che stiamo costruendo. Stamattina finiamo alcuni frame e poi cominciamo l'installazione finalmente. Eccoci qua, tornati dopo pranzo. È normale. Siamo qui di fronte al laser perché prima di montare tutte le nostre pareti dobbiamo fare un po' di ordine, un po' di spazio qui, togliere cassettiera, laser, l'altro laser, tutto il materiale che serve sempre per loro, spostarli, avvicinare tutte quelle macchine di falegnameria a questa zona perché la CNC che è là in fondo dobbiamo spostarla qua. Quindi prima di montare i muri spostiamo già tutte le macchine all'interno degli ambienti. Perfetto, vai dritto che vieni qua. Allora guarda, qui c'è il segno. Fermo, fermo. Bella, bella sta mossa, mi piace. Vai, vai. Ok? Gira solo tu. Bene. Alla grande. Non lo so, Rick, sai. Forse tipo cade qua. L'ideale sarebbe metterlo a fianco di quello. Giornata terminata anche oggi, come vedete lo spazio è completamente diverso da prima. Siamo riusciti a spostare tutto, la CNC da ora si troverà lì insieme all'aspiratore. Tutti i macchinari per il momento sono ancora posizionati qua. Domani cominciamo a montare i muri e niente, per cui noi ci vediamo. Buongiorno a tutti, giornata numero 3 su questo progetto della divisione e dei muri. Oggi sono sempre qua con il buon Gabriello. L'obiettivo di oggi è quello di montare tutti questi frame che abbiamo fatto in questi giorni in posizione qua. Quindi senza perdere troppo tempo, adesso cominciamo. Ho detto che non lo facevo lì e l'ho appena fatto. Ma che bei lavori che facciamo! Non lo so se riusciamo a incastrarla, No, vecchio, più va in là, più si stringe quello, Sto stringendo questi simpatici dadi. Perfetto. In questa posizione super comoda. Mi sembra funzionare questo sistema, o no? Funziona molto bene, non so se hai notato la rigidità e la stabilità di questi muri. Ok, prima parte della mattinata è stata conclusa. Come vedete abbiamo fissato il muro fino in fondo e comincia a avere un bel aspetto adesso questo posto. L'entrata quindi qua sarà questo spazio tra i due muri che è circa 2,5 metri e si vola. Ma questo non vede che c'hai, sto sparando i corpini senza spararlo. Ok, terzo giorno terminato. Vi faccio vedere i progressi fatti in ora, stanchezza vera comunque. La parte qui nella zona falegnameria è stata fatta muro, portone, muro fino là. Poi dovremo capire come fare un portone. Questa sarà l'altra zona, muro installato. Qui esattamente che taglia così ci sarà un altro muro e qua ci sono delle cassettiere anni 80 che abbiamo acquistato la settimana scorsa per fare il magazzino, una bella struttura del genere. Qui ci sarà la porta e basta. Domani continuiamo e in teoria finiamo di posare questi muri, per cui noi ci vediamo domani. Vai, spingi.
Bene, come vi dicevo su Instagram, sono tornato a casa per le vacanze di Natale. Ora che sono tornato vi posso far vedere i lavori che hanno fatto i ragazzi in questo mese di mia assenza. Hanno terminato l'impianto elettrico, finito di chiudere tutti i muri, hanno sistemato alcune macchine e adesso ci manca da fare l'impianto dell'aria compressa, quello della luce e spazio per i nuovi macchinari che vedrete prossimamente. Per cui se volete rimanere aggiornati iscrivetevi al canale. Se vi è piaciuto il video mettete un like e attivate la campanella, così mi aiutate anche con l'algoritmo di YouTube, e noi ci vediamo in un prossimo video.